Buongiorno e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Strage di Altavilla, disposta la perizia psichiatrica su Giovanni Barreca, il muratore accusato di aver ucciso la moglie e 2 figli durante un esorcismo. Proseguono le indagini sui cellulari e sul PC sequestrati all'uomo e a Sabrina Fina e Massimo Carandente. C'è anche l'ex deputato regionale Pippo Sorbello, tra i 12 arrestati di un blitz dei carabinieri a Siracusa, promise di agevolare la scarcerazione del figlio di un affiliato al clan Nardo in cambio di voti. Scandalo, la pseudo-università italo-bosniaca con laureati non riconosciuti, la procura di Palermo apre un'indagine. Dimessa per 2 volte dall'ospedale, poi morta, un blocco intestinale non diagnosticato fatale ad una donna di Niscemi, i familiari presentano denuncia. Calcio, il Palermo oggi in campo a Brescia, prova a rialzare la testa, Curini ci crede, sprona i suoi, l'obiettivo secondo posto dice è ancora raggiungibile. Catania, dopo le parole di Pelligra, tocca a Lucarelli che oggi in conferenza stampa presenterà la sfida col Monterosi, Messina-Brindisi per la svolta playoff. Di nuovo bentrovati. Strage in famiglia di Altavilla. Il giudice dispone la perizia psichiatrica su Giovanni Barreca, il muratore accusato di aver ucciso la moglie e 2 figli durante un esorcismo. L'indagato è in carcere da settimane e reo confesso al suo legale ha ribadito di aver agito per liberare la famiglia dal demonio. Luca Ciliberti. Accolta la richiesta della difesa, uno psichiatra valuterà la capacità di intendere e di volere di Giovanni Barreca, l'uomo che ha ucciso la moglie e i figli al culmine di un rito di liberazione dal demonio. Il giudice per le indagini preliminari di Termini Imerese ha accolto l'istanza dell'avvocato Giancarlo Barracato. Nella strage di Altavilla Milic sono morti Antonella Salamone, 41 anni, e i figli Kevin ed Emanuel di 16 e 5 anni. Barreca avrebbe agito assieme alla figlia di 17 anni ed una coppia, Massimo Carandente e Sabrina Fina, che vivevano a Palermo. La perizia sarà effettuata dallo psichiatra Alberto Caputo e dalla criminologa Roberta Bruzzone. L'indagato in carcere da settimane, il reo confesso, al suo legale ha ribadito di aver agito per liberare la famiglia dal demonio. Il rito prevedeva sevizie e torture. La madre è stata uccisa e bruciata, i figli legati con le catene e soffocati. Dopo giorni di silenzio, i protagonisti, arrestati per il massacro, hanno cominciato a scaricarsi le responsabilità tra di loro. Barreca accusa la coppia, che si difende invece e afferma di non aver ucciso, ma di aver partecipato soltanto alle preghiere. I 2 indagati hanno chiesto di essere interrogati. Prima i PM attendono l'esito delle analisi sui cellulari e sui computer sequestrati. C'è ancora da comprendere il ruolo della figlia di Barreca, l'unica sopravvissuta, che sarà sentita presto dai magistrati. A Siracusa, blitz dei carabinieri contro il clan Nardo Costola dei Santa Paola Ercolano, che opera nella zona nord del Siracusano. Tra i 12 arresti c'è anche l'ex deputato regionale Pippo Sorbello. Francesco Loi. Estorsione, detenzione di armi e stupefacenti, scambio elettorale politico-mafioso. Sono solo alcune delle accuse contestate ai 12 arrestati, 10 finiti in carcere, esponenti del clan Nardo Costola dei Santa Paola Ercolano. Tra di loro c'è anche Pippo Sorbello, ex deputato regionale e candidato sindaco di Melilli alle scorse amministrative. Avrebbe ricevuto dei voti in cambio di denaro e in cambio della promessa di facilitare o comunque attivarsi per la scarcerazione del figlio di un affiliato. Gli indagati avrebbero estorto soldi e generi alimentari a diversi imprenditori agricoli o esercenti commerciali, ma secondo chi indaga li obbligavano anche a pagare un servizio di guardiania per i terreni agricoli, gli stessi dove doveva pascolare il bestiame degli associati al clan. Sempre nella zona nord della provincia, a seguito di un furto di un mezzo da lavoro o di un mezzo agricolo, poi pretendevano una somma di denaro per la restituzione. Chi si rivolgeva alle forze dell'ordine veniva chiamato e minacciato. Le telefonate partivano anche dal carcere. Uno degli affiliati minacciava le persone che avevano osato denunciare o che comunque si ribellavano. Nel corso delle indagini coordinate dalla Procura distrettuale antimafia di Catania, sequestrati 2 fucili, una pistola ed 11 kg di droga. Adesso a Catania, dove un uomo costringeva un minorenne a fargli rifornimento con la sua prepagata. È stato arrestato. Lorena Dolci.
Sembra l'adulto che aiuta il più giovane a fare benzina e invece, come recitano le didascalie dei carabinieri, in primo piano c'è la vittima, un minorenne, accanto a lui un uomo di 24 anni che lo sta costringendo a fargli il pieno di benzina. Siamo al distributore di Viale Libertà, angolo via Mascagni a Catania. Sono le 21 del 2 gennaio scorso. Il minorenne si ferma per mettere il carburante nel suo scooter. Arriva l'altro con una Fiat 500. A bordo ci sono anche moglie e figlio. L'uomo gli chiede di dargli soldi per fare benzina. Il ragazzo gli porge una banconota da 5 euro e cerca di allontanarsi dicendo di avere un appuntamento, ma l'uomo lo minaccia chiedendo di utilizzare la sua carta prepagata. Il ragazzo, intimorito dai modi e dalla corporatura imponente, è costretto ad accettare. Ecco che, seguendo le sue istruzioni, gli fa rifornimento per quasi 100 euro. Scatta la denuncia, i carabinieri risalgono all'auto noleggiata dalla madre e arrestano Mario Aurora, risponde di estorsione aggravata. Parliamo adesso dell'indagine per truffa sull'università online italo-bosniaca che ha dato titoli senza valore in Italia. La procura di Palermo ha aperto un fascicolo. Marco Gullà. Un'inchiesta che si allarga a macchia d'olio, giorno dopo giorno. Il Bosnia Gate sull'università fantasma svelato dal quotidiano Repubblica ogni giorno viene arricchito da nuovi capitoli. Dopo le denunce di alcuni studenti dell'università già moneta la Guardia di Finanza, la Procura di Palermo ha aperto un fascicolo nei confronti dei vertici e dei legali rappresentanti dello pseudo Ateneo italo-bosniaco che sfornava laureati in medicina e professioni sanitarie non riconosciuti. Diverse le ipotesi di reato. Sull'argomento il procuratore aggiunto Massimo Palmeri e il sostituto Vincenzo Amico mantengono il più stretto riservo. Gli inquirenti stanno esaminando le indicazioni offerte dai ragazzi. Nei prossimi giorni sono previste le audizioni di altre persone coinvolte nella vicenda e non si escludono già le prime perquisizioni. Nella rete della sedicente università mai autorizzata dal Ministero dell'Università e della Ricerca sono finiti giovani siciliani, campani, calabresi, toscani e lombardi, un circuito fantasma. Le lauree e i titoli di studio rilasciati agli studenti dell'Università di Gorazde sono privi di ogni valore e possibilità di riconoscimento. Il Ministero ha infatti detto di non aver mai autorizzato appunto questa università a operare in Italia e dunque i titoli rilasciati ai suoi studenti non hanno alcun valore né ai fini accademici né ai fini professionali. Tali titoli non sono riconosciuti né da altro ateneo né da altra autorità pubblica. Era stata rimandata a casa per 2 volte dal pronto soccorso di Caltagirone, ma poi è morta per un blocco intestinale non diagnosticato. È successo ad una donna di 56 anni di Niscemi. I familiari hanno presentato denuncia per malasanità. Costretta a un'odissea da un ospedale all'altro tra dolori atroci. Sono le ultime ore di vita di una donna di Niscemi, Silvana Perticone, 56 anni, morta il 21 febbraio scorso all'ospedale di Vittoria nel Ragusano. Per ben 2 volte nell'arco di 24 ore tra lunedì e martedì 20 febbraio la donna viene accompagnata all'ospedale di Caltagirone. Lamenta forti dolori intestinali e vomito. Viene visitata dai medici che tutte e 2 le volte la rimandano a casa, dimessa con la prescrizione di una cura domiciliare. La cura però non ha alcun effetto, non è un semplice mal di pancia. La donna continua a vomitare e a stare male, così riprende il suo calvario. Prima viene portata al pronto soccorso dell'ospedale di Vittoria, viene nuovamente visitata. Questa volta i sanitari ritengono la situazione allarmante, la vogliono sottoporre ad una TAC, ma l'attrezzatura non funziona. L'ambulanza riparte verso l'ospedale di Ragusa. Solo a questo punto la TAC rivela la gravità della situazione. Nuova corsa indietro all'ospedale di Vittoria, dove Silvana viene operata d'urgenza all'intestino, ma ormai è tardi. La donna muore. I familiari hanno presentato una denuncia ai carabinieri, convinti che un tempestivo ricovero avrebbe potuto salvarla. Chiedono di conoscere esattamente la causa del decesso e di fare chiarezza su un presunto caso di malasanità. Una madre di 68 anni e la figlia di 38 sono state aggredite da un pitbull durante una lite condominiale. Le 2 donne erano andate dalla vicina di casa per discutere di una questione, ma è nata una furiosa lite. Forse le urla tra le donne hanno scatenato la reazione dell'animale che ha aggredito mamma e figlia. La donna incinta è stata ferita gravemente alla mandibola, la madre ha ferite nel corpo.
Arrivano buone notizie per i 1400 ex contrattisti impiegati nei comuni in dissesto o predissesto. Una norma inserita nel milleproroghe nazionale permette la loro stabilizzazione entro l'anno. Maglio Viola. Si apre uno spiraglio di stabilizzazione per 1429 precari delle amministrazioni pubbliche siciliane che dal 2018 temono di veder vanificati 25 anni di lavoro e hanno vissuto momenti durante i quali a rischio c'è stato persino il loro stesso lavoro, pur precario. Si tratta dei precari sfortunati rispetto a tanti colleghi perché assegnati negli anni a comuni che si sono poi trovati in condizioni di dissesto o predissesto o in piano di rientro del debito con il conseguente blocco delle assunzioni. Una norma inserita nel decreto milleproroghe potrebbe adesso mettere la parola fine al loro precariato. Sono nel complesso questi 1429 persone che potranno essere interessate nei percorsi di stabilizzazione. Nel dettaglio 300 operano all'interno dei comuni in fase di riequilibrio, 612 in comuni che si trovano in stato di dissesto finanziario, mentre ulteriori 517 sono utilizzati in virtù della legge regionale 5 del 2014 in enti controllati. La norma permette di applicare anche a loro quanto previsto per i colleghi degli altri comuni e delle altre amministrazioni pubbliche che vanno dalle ASP alle aziende partecipate dai tribunali fino alle amministrazioni regionale. Per circa 1200 di questi 1429 il 31 dicembre si erano conclusi gli ultimi contratti e una trentina di comuni non avevano potuto né procedere alla stabilizzazione né rinnovare l'impiego precario. Per tutti è scattata adesso la possibilità di una proroga per tutto il 2024 e viene autorizzato il percorso di stabilizzazione in deroga ai vincoli finanziari da completare entro lo stesso anno, al 31 dicembre di quest'anno dunque. I prossimi passaggi dipendono adesso dalle singole amministrazioni. Nonostante le piogge degli ultimi giorni, gli invasi sono a secco. Le temperature in salita e si annuncia già un'estate difficile. Parte dunque il piano di razionamento dell'acqua in 160 comuni siciliani. Primavera ed estate sono ancora lontane, ma la crisi idrica è già arrivata e con essa il razionamento delle risorse. Insomma, ricompare dopo anni lo spettro dell'acqua a giorni alterni nelle case siciliane. Per evitare che la crisi arrivi all'estremo, la Regione, dopo aver dichiarato lo stato di emergenza per siccità severa, ha avviato il piano di razionamento. Il primo provvedimento riguarda 4 province della Sicilia e 160 comuni, ovvero Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta. La pressione di distribuzione dell'acqua è stata ridotta. Al momento l'unico effetto che l'utente finale può notare è proprio un minor flusso, ma questo consente i primi risparmi. Un piano che però ha anche un rovescio della medaglia. La diminuzione della pressione mette a rischio la tenuta degli acquedotti che sono vecchi e spesso vengono tenuti insieme proprio dalla pressione dell'acqua. Insomma, i guasti e le perdite sono dietro l'angolo. Soluzioni non se ne vedono all'orizzonte. La raccolta langue, il lago di Lentini conta solo 49 milioni di metri cubi d'acqua contro 100 di capacità, così come 29 fra Enna e Catania, solo 12 alla diga Rosa Marina, 22 nell'invaso del Poma. Le piogge negli ultimi giorni non hanno aiutato, troppo intense, tanto da far traboccare gli invasi del Trapanese buttando via l'acqua. Nel complesso la pioggia del 23-24 è stata del 22% inferiore all'anno precedente. Almeno 160 dunque dei 391 comuni siciliani sembrano avviarsi verso un'estate di disagi. E ci saranno 2500 nuovi alberi a Catania, lo stesso numero dei bambini nati lo scorso anno, nel 2023. A piantare il primo albero del progetto Catania Respira il sindaco Enrico Trantino. Desiree Ferlito. 2500 nuovi alberi a Catania, uno per ogni bimbo nato nel 2023, 2500 nuove vite e il progetto Catania Respira. Il desiderio di immaginare che per ogni bambino che nasce anche un'altra vita che lo accompagnerà, che è quello di questo albero, ma cosa ancora più importante, dobbiamo dare un seguito. Quindi nel progetto abbiamo previsto per una parte che per i prossimi 2 anni vengano curati, ma soprattutto abbiamo lanciato l'idea insieme a Confcommercio, insieme a Confesercenti, alle associazioni ambientaliste, alla Consulta del Verde, che ognuno si prenda cura di un pezzo della città, quindi di un albero, simbolicamente che ogni esercizio adotti un albero. Tieni pulito l'uscio della tua casa e tutto sarà sempre pulito. Così oggi il sindaco della città etnea alla presentazione dell'iniziativa, che prevede anche il coinvolgimento degli esercizi commerciali della città, che si prenderanno cura dei nuovi alberi piantati. Trantino ha ribadito l'importanza di trasformarsi, di essere tutti parte di un progetto che renderà la nostra città meravigliosa. L'iniziativa è in linea con l'approccio della Green City, attraverso la rigenerazione dei sistemi urbani con particolare riferimento alle infrastrutture verdi multifunzionali e alla biodiversità.
Catania respira già nella fase realizzativa, pone particolare attenzione alle periferie. La città è tutta, la città è quella vissuta dai residenti, da chi viene a lavorare, è tutta, e quindi simbolicamente sì, veniamo in periferia perché è sicuramente la parte di territorio più che si sente più abbandonata, ma l'attenzione è massima dappertutto. 500 alberi verranno piantati grazie all'utilizzo dei fondi PON in Corso Indipendenza, Viale Mario Pisardi, oltre che in via Plebiscito e via Androne. Più di 45 ettari di arbusti e alberi di forestazione e riforestazione verranno invece piantumati tra il Boschetto della Playa e Librino, grazie ai fondi del PNRR. Adesso ci fermiamo, piccola pausa per noi, fra poco lo sport. Ben ritrovati, lo sport e il calcio in primo piano in questa seconda parte del nostro telegiornale. Alle 14 Palermo in campo al Rigamonti contro il Brescia. Corini ci crede e dice: siamo ancora in corsa per il secondo posto. Marco Gullà. Per il secondo posto ci crediamo ancora. Eugenio Corini questa volta si sbottona e in vista del match di oggi alle 14 al Rigamonti contro il Brescia suona la carica. Il Palermo è ancora in corsa, seppur nelle ultime 2 partite abbia raccolto un solo punto. Ma è lì, a 5 punti dal Venezia che è secondo, e allora la sfida di Brescia diviene occasione di riscatto. Purtroppo il pareggio e la sconfitta di Terni ci hanno messo in una condizione di classifica diversa e dunque sicuramente l'hanno rallentato, ma come vi ho detto prima ne mancavano 13, poi 12, adesso ne mancano 11. Quello che è successo a noi, soprattutto non tanto il pareggio di Cremona, la sconfitta in casa con la Ternana, può capitare a altre squadre e dunque noi dobbiamo pensare alla nostra partita come abbiamo sempre fatto e cercare di fare il massimo, e con 11 partite da giocare per me può succedere ancora di tutto. Può succedere di tutto, ma il Palermo deve migliorare. La difesa si è di nuovo sfilacciata. Nelle ultime 2 partite i rosaneri hanno subito 5 gol, 2 contro la Cremonese e ben 3 al Barbera dalla Ternana. Ma Corini non cambia. L'attacco è il punto forte. Al Rigamonti tornerà Di Francesco titolare assieme a Brunori e Di Mariano. Il Brescia è osso duro, non perde da 3 partite ed è ancora in corsa per un posto playoff. Al Rigamonti oltre 1000 tifosi rosanero, ultima chiamata per la promozione diretta. La Serie C adesso con il Catania che va verso la partita col Monterosi di domani al Massimino. Oggi parlerà Luca Lerri. Ieri invece le parole del presidente Pelligra. Sentiamo cosa ha detto sul centro sportivo e su Torre del Grifo. The question of It's an interesting question because noi al momento guardiamo assolutamente il bicchiere mezzo pieno, ovvero utilizziamo le strutture che sono a nostra disposizione nel breve termine, però assolutamente nel lungo termine vogliamo fare sì che un centro sportivo venga consegnato alla squadra, alla società e alla città. As an entrepreneur, developer, essendo un esperto nel settore, posso dirvi che in tutta onestà, visto lo status attuale di Torre del Grifo, paradossalmente sarebbe più semplice costruire da zero un nuovo centro sportivo con le facilità più moderne che ci sono allo stato dell'arte, magari costruirlo più vicino alla città. Tra l'altro a Torre del Grifo ci sono anche molte restrizioni riguardo a ciò che puoi fare o non fare. Come core business comunque la mia azienda, la Pelligra, si occupa comunque di acquistare in giro per il mondo proprietà che sono proprio nella situazione di Torre del Grifo, proprietà tra virgolette a volte anche degradate, e riposizionarle, ristrutturarle, rimetterle sul mercato magari anche con un'altra destinazione, e stiamo facendo chiaramente molto bene in Australia e anche in altri paesi da questo punto di vista, ma chiaramente io non sono quel tipo di persona che perché sono il presidente dell'azienda, il proprietario, il CEO, l'amministratore delegato, vado e compro ciò che voglio. Chiaramente ho un board che lavora con me, i miei collaboratori, i miei consiglieri, e mostriamo un caso studio, un case study, come dire, se questo caso studio dovesse essere come dire, reputato all'altezza e quindi ci sono dei ritorni economici per noi come imprenditori, chiaramente potremmo puntare su Torre del Grifo, su qualsiasi altro tipo di facility. Trasferta in Puglia, oggi pomeriggio per il Messina che gioca a Brindisi. I giallorossi, dopo la sconfitta di Giuliano e il pareggio contro il Picerno, puntano al ritorno alla vittoria per blindare la salvezza e avvicinarsi ai playoff. Sergio Colosi.
4 ritorni dall'inizio per la trasferta di Brindisi, che può segnare la svolta al campionato del Messina. Manetta riprende il comando delle operazioni al centro della difesa. Salvo a destra, Frisenne in coppia con Franco a centrocampo e Ragusa titolare nel tridente offensivo. Sono queste le novità della formazione di Modica per l'impegno di oggi contro un Brindisi ultimo disperato in attesa di penalizzazione e senza vittoria in casa dal 21 settembre, 2-1 al Monterosi. Fischio d'inizio alle 18:30. Nel 4-2-3-1 Fumagalli in porta, difesa con Manetta e Dumbravanu centrali, Salve Ortisi e Lati. A centrocampo Franco e Frisenna. Più avanti Rosafi a destra e Mausso sottopunta e Ragusa a sinistra, con Zunno falso 9. Tra i 23 convocati non figurano Firenze squalificato e Pacciardi ancora infortunato. All'andata il Brindisi vinse al Francoscoglio con un gol di Ganz. Quella squadra però è stata stravolta dal mercato di gennaio, ma la classifica è ancora più grave e complicata. Per fare i play-out serve un'impresa. Il Messina invece ha più 8 dagli spareggi salvezza e a meno 3 dai play-off. Se vince, blinda il quarto campionato di fila in Serie C e riapre il cassetto dei sogni, aspettando i prossimi impegni con Crotone e Benevento. Bene, tutto per questa edizione. La prossima alle 13:30 vi lascio alla rassegna stampa curata oggi dal collega Luca Ciliberti. Grazie per averci seguito, una buona giornata. Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. I trattori invadono il centro di Ragusa, chiedono sostegni all'agricoltura ormai in ginocchio e ricompaiono anche i forconi. Catania, sindacati, studenti, associazioni in piazza per dire no all'autonomia differenziata, una riforma che, dicono, divide il paese. Si allarga lo scandalo dell'Università Fantasma. Tra gli studenti c'è chi ha pagato la retta anche più di 100.000 euro, pronti gli esposti per il sequestro dei beni. Bullismo dilagante, l'ultimo caso nell'Agrigentino, a metà con il revenge porn, ma ci sono anche estorsioni e minacce social. Nella Valle dei Templi 10 migranti, minori non accompagnati, diventati esperti di potatura e innesto, un passo concreto per la loro inclusione. Folla di turisti appassionati sull'Etna, ma piste chiuse e delusione per gli sciatori. Calcio, Catania e Rossazzurri, dopo aver conquistato la semifinale di Coppa, cercano la vittoria anche in campionato con il Monterosi. In Serie B tra poco fischio d'inizio di Brescia-Palermo. Corini, possiamo puntare ancora al secondo posto. In C il Messina cerca l'acuto a Brindisi. Ben trovati, continua la protesta dei trattori che oggi hanno invaso il centro storico di Ragusa, chiedono sostegni al settore ormai in ginocchio e si rivedono i forconi. Luca Ciliberti. I trattori invadono Ragusa. Questa mattina un corteo non annunciato è apparso nel centro storico del capoluogo ibleo, guidato da un mezzo con una bara con sopra la riproduzione in plastica di una mucca. Un messaggio chiaro alle istituzioni a cui gli agricoltori chiedono mezzi e politiche per la sopravvivenza. Abbiamo portato in città un altro grido di dolore. Noi possiamo dire solo una cosa, oggi c'è una novità, oggi sono i presidi della provincia di Ragusa tutti uniti nella protesta, cosa che già ci riempie d'orgoglio, è un grande passo. Vi invitiamo tutti lunedì 11 qui in Camera di Commercio a Ragusa, dove inviteremo la deputazione e li chiameremo a rispondere. La siccità, il caro gasolio e i rincari continuano a mettere in ginocchio un settore in cui gli imprenditori della zootecnia e dell'agricoltura adesso fanno appello anche alla società civile nel sostegno delle loro ragioni. Allora, questa manifestazione oggi ci ha dato grande fiducia e grande forza ci sta dando per andare avanti. La gente passando con il corteo ci ha applaudito e ci ha detto andate avanti.
non vi fermate. Volevo lanciare anche un appello all'altra parte della popolazione affinché la prossima volta siamo di più. Il governo regionale ha varato una legge finanziaria da 600 milioni di euro, ma completamente priva di interventi seri per l'agricoltura. Attaccano gli esponenti di opposizione che cavalcano la protesta e, sul piano europeo, invitano il presidente Schifani a farsi paladino di questa battaglia a Bruxelles. A Catania corteo ho partecipato per dire no all'autonomia differenziata tra i manifestanti, sindacati, studenti, associazioni preoccupate per la riforma che a loro dire dividerebbe il paese. Luca Ciliberti. Basta manganellate sulla nostra Costituzione. Lo striscione ha aperto il corteo della rete del no all'autonomia differenziata che a Catania ha sfilato lungo la via Etnea prima di fermarsi in prefettura. I manifestanti fanno parte di associazioni, sindacati e reti studentesche e antifasciste preoccupate che l'autonomia differenziata possa nuocere non solo al welfare del meridione, soprattutto alla sanità e alla scuola, ma anche all'economia di molte regioni, la Sicilia in testa. L'obiettivo immediato è farsi sentire in veste di cittadini contrari alla visione del governo, informare sui rischi imminenti, prepararsi a un eventuale referendum. Il corteo di oggi contro l'autonomia differenziata è per dire no a un decreto di legge che penalizza il meridione e penalizza soprattutto la nostra regione ma la nostra provincia. È chiaro che qualora il disegno di legge diventasse legge toccherà la carne viva di ognuno di noi su temi fondamentali quali la sanità, l'istruzione, la scuola e anche la contrattazione collettiva nazionale del lavoro, che ovviamente sarà riportata indietro anni luce ritornando alle gabbie salariali. Noi non vogliamo un'autonomia senza principi, che aumenta le differenze, i divari nei diritti. Vogliamo invece più equità per tutte e tutti in tutto il Paese. Il disegno di legge, secondo gli organizzatori, smantella anche i contratti nazionali, prefigura il ritorno alle gabbie salariali, appoggia il sistema delle privatizzazioni e punta a tagliare i trasferimenti delle risorse finanziarie per il Mezzogiorno, come se non bastassero i tagli di questi ultimi 15 anni. Anche a Catania Fratelli d'Italia ha voluto dimostrare solidarietà alle forze dell'ordine con una delegazione di parlamentari e dirigenti che ha fatto visita al questore Bellassai. Gli esponenti di Fratelli d'Italia hanno sottolineato come sia doveroso che le istituzioni sostengano con convinzione le forze dell'ordine, presidio di sicurezza, respingendo ogni tentativo di delegittimazione. La strage di Altavilla, nel mirino degli investigatori, ora c'è la 17enne, unica superstite insieme al padre. Interrogata si è contraddetta e potrebbe aver avuto un ruolo determinante nel sanguinoso esorcismo costato la vita alla madre e ai due fratelli. Manlio Viola. L'unica certezza è il tragico esorcismo. C'è ancora tanto da scoprire nelle indagini sulla strage di Altavilla, nella quale sono stati uccisi Antonella Salamone e i suoi figli Kevin ed Emanuel di 16 e 5 anni. Mentre il padre Giovanni Barreca, che continua a sostenere di aver agito per liberarli dal demonio, ora accusa la coppia di amici predicatori Sabrina Fina e Massimo Carandente, che a loro volta vogliono adesso essere ascoltati per tornare ad accusare invece Barreca come unico responsabile. Gli investigatori si concentrano invece su Miriam Barreca, la figlia 17enne, unica superstite della strage insieme al padre. La ragazza ha cambiato più volte versione. All'inizio ha detto di aver trovato i fratelli morti una mattina quando si è svegliata, poi si è presentata agli investigatori ed ha confessato di aver assistito alle torture, ma non di avervi partecipato, sposando l'esigenza di liberare la casa e i suoi congiunti dal demonio. Ma il suo ruolo potrebbe essere ben più determinante di così, secondo gli inquirenti, e anche la procura dei minori la considera socialmente pericolosa, tanto da tenerla in carcere. Nel vorticoso scambio di accuse irrompe infine anche l'attesa perizia psichiatrica, che in una vicenda del genere non poteva mancare. La difesa di Barreca ha infatti ottenuto il via libera dalla procura. La perizia difensiva sarà effettuata dal psichiatra Alberto Caputo e dalla criminologa Roberta Buzzone. Si allarga lo scandalo del Bosnia Gate, pronti gli esposti per il sequestro dei beni. Tra gli studenti c'è anche chi ha pagato la retta più di 100.000 euro. Marco Gullà.
Tutelare i ragazzi truffati è quanto dichiara uno dei legali del Bosnia Gate, lo scandalo sull'università fantasma fatto emergere dal quotidiano Repubblica. Il legale afferma: dimostriamoci compatti, incrociamo notizie e documentazioni da presentare alla Procura di Palermo, che ha già avviato un'indagine su questa università fantasma. Uno scandalo che si allarga giorno dopo giorno. Intanto la Procura continua a indagare. Molti studenti hanno versato all'università fittizia oltre 30.000 euro prima di accorgersi che qualcosa non andava. Un ciclo completo per 5 anni di università costava anche 130.000 euro. Ecco perché i legali chiedono alla Procura di Palermo il sequestro cautelativo dei beni degli eventuali responsabili del raggiro, soldi pagati a rate su conti correnti esteri. Intanto sono pronti gli esposti denuncia in procura e non querele, perché ancora non è chiaro chi abbia la responsabilità legale dell'università. Nell'anno 2022-2023 gli iscritti a questa università erano 250 e le rette andavano dai 6.500 ai 20.000 euro l'anno, e i circa 100 studenti che si sono laureati in fisioterapia, infermieristica e osteopatia non hanno poi potuto iscriversi agli ordini professionali. Insomma, beffati e truffati. Catania a molti sembrava un affare, ma lo era solo per chi vendeva. Alla Feroluni orologi di marca a prezzi stracciati, abbigliamento di lusso, tutto falso, retata e maxi sequestro della finanza. Francesco Triolo. Orologi di pregio, marchi di lusso importanti, Rolex, Patek Philippe, Cartier, IWC, prezzi d'affare da 50 euro per i modelli più semplici ai 200 per quelli automatici, condizioni di perfetto funzionamento e con un contributo aggiuntivo, anche i sigilli di garanzia. Non è uno spot, ma il mercato del falso all'ombra della Feroluni, la famosa fiera nel centro di Catania. I militari e la Guardia di Finanza hanno sequestrato oltre 1.000 pezzi, alcuni di pregevole fattura, che venivano esposti sulle bancarelle, pronti per essere smerciati e poi magari rivenduti, perché l'acquisto degli orologi contraffatti avrebbe potuto aprire un canale di rivendita privata in cui i possessori dei prodotti acquistati al mercato potevano falsamente vantare il possesso di garanzie circa la legittima provenienza dei beni, alimentando il mercato secondario sempre più crescente sulle note piattaforme di commercio online. Un'operazione nata dopo un monitoraggio di diversi giorni, attraverso il quale è stato possibile anche individuare l'area di stoccaggio della merce nei pressi del mercato di Piazza Carlo Alberto. A gestirlo un italiano, adesso denunciato per contraffazione e ricettazione. Nello stesso locale sono stati trovati anche diversi capi d'abbigliamento, tute Armani, giubbotti Moncler, cappelli di Squared e Louis Vuitton, maglioni Ralph Lauren e 200 paia di scarpe di Nike per un valore complessivo di circa 100.000 euro, tutte naturalmente false. Bullismo dilagante in Sicilia, l'ultimo caso nell'Agrigentino, a metà con il revenge porn, ma non mancano estorsioni e minacce social. Maglio Viola. Da una parte i compagni che riprendono con i cellulari un ragazzino che si masturba e il video diventa virale a scuola e non soltanto, dall'altro un adulto che con le minacce costringe un minorenne a pagargli il pieno di benzina, ma anche tanto altro che non balza agli onori delle cronache quotidiane. Gli ultimi episodi si sono registrati fra Agrigento e Caltanissetta, ma è ormai un allarme quasi quotidiano, quello del bullismo che ha travalicato i confini della ragazzata, incrociando altri reati come revenge porn, estorsione, minacce, atti persecutori. Un allarme che si propaga da internet alla vita reale, intrecciando fra loro fatti ed eventi trattati come scherzi, ma scherzi non sono e rischiano di segnare le vite delle vittime. Dei 5 ragazzini denunciati per aver ripreso il compagno e diffuso il video, pone ancora una volta un tema scottante. Il vero problema è che i ragazzi non si rendono conto della gravità delle loro azioni. Secondo Don Ugo Di Marzo, parroco di Maria Santissima delle Grazie di Palermo Roccella e San Marco Evangelista dello Sperone, è docente della scuola di Vittorio, dove è referente legalità, bullismo e cyberbullismo. Il bullismo molte volte nasce da goliardia e non si comprende il peso che quella goliardia può avere nella vita di un'altra persona, e allora dobbiamo educare i ragazzi a un uso consapevole del cellulare, un uso consapevole degli strumenti che hanno, ma anche e soprattutto al rispetto della persona e all'aver cura degli uni degli altri. Nello specifico della vicenda agrigentina, insegnanti e genitori hanno intercettato il video e denunciato, e 5 ragazzi adesso sono indagati, ma il vero tema è di natura sociale e non c'è ancora un protocollo efficace da attuare contro episodi che cambiano pelle e modalità ogni giorno che passa. Nella Valle dei Templi 10 migranti, minori non accompagnati, sono diventati esperti di potatura e innesto.
Un passo concreto per la loro inclusione sociale. Davide Sardo. Vengono dal Gambia, dal Mali, dalla Costa d'Avorio, dal Burkina Faso, dal Bangladesh, dal Benin. Hanno tra i 17 e i 19 anni. Il bagaglio pesante di chi ne ha già viste tante e la luce di chi comunque ancora crede di avere una chance di realizzare il proprio sogno imparando un mestiere, inserendosi in una nuova comunità. Sono i primi 10 giovani non accompagnati presenti nel territorio agrigentino che hanno appena concluso il percorso di inclusione sociale, potatura e innesto. Le attività si sono svolte nello splendido scenario della Valle dei Templi, tra gli ulivi secolari da cui si ricava il prezioso olio di Odoros. Queste formazioni di potatura troppo interessanti, questo è molto importantissimo, mi piace. E mi piace molto questo lavoro perché sa mi ostare nello e sviluppo d'agricoltura. Questo lavoro mi piace molto. Il lavoro a potatura è buon lavoro, mi piace troppo. Il corso è stato organizzato da Alcarub, cooperativa sociale di Agrigento, in collaborazione con l'Ente Parco Archeologico e l'azienda Valparadiso. Questo è un progetto nazionale che si svolge tra Torino ed Agrigento ed è rivolto a 60 ragazzi stranieri non accompagnati. Sono percorsi di formazione e di accompagnamento al co-housing per minori e neomaggiorenni nella filiera agroalimentare. Terminato il corso sarà possibile per le aziende interessate avviare un serio inserimento lavorativo dei ragazzi, in un contesto dove è sempre più difficile trovare operatori con competenze specifiche. Un'area turistica dello Stretto per attrarre sempre nuovi viaggiatori è il patto siglato fra i sindaci di Messina e Reggio Calabria, Basile e Falcomatà. Francesco Triolo. Un'area unica, sinergie e mobilità per catturare nuovi flussi turistici e movimentarli tra le due città. È il patto dello Stretto, quello siglato tra i sindaci di Messina e Reggio Calabria, Federico Basile e Giuseppe Falcomatà. La presenza e il potenziamento con l'arrivo di Ryanair dell'aeroporto dello Stretto diventa l'occasione per promuovere una vera integrazione tra le due città. Ho cominciato a ragionare buttando giù non solo numeri ma anche relazioni progettuali, ci vedremo a breve, ci sono gli assessori che già stanno dialogando da un po' di tempo. L'area integrata dello Stretto, al di là del ponte sullo Stretto di Messina, è una realtà che viviamo a 360 gradi, quindi è chiaro che oggi abbiamo ancora più necessità di creare una sinergia. Sì, sull'aeroporto dello Stretto la Regione ha fatto un grosso investimento con Ryanair che porterà 7 nuove rotte da maggio, quindi questo ci obbliga a fare in modo che i turisti che arriveranno possano conoscere le bellezze della città metropolitana di Reggio Calabria, ma anche le bellezze di Messina e del suo litorale. Ecco perché bisogna ragionare insieme in termini di accessibilità. In attesa del ponte sullo Stretto se ne vuole costruire intanto uno turistico e culturale, ma anche di mobilità, e mezzo importante per promuovere una vera integrazione diventa quella metropolitana del mare, allo studio su entrambe le sponde. L'idea della metropolitana del mare non è un'idea peregrina, è un'idea che accomuna comunque due parti della stessa faccia, perché questo specchio di mare che ci separa oggi è viaggiato da navi agli scafi, è un sistema di collegamento diverso, può e deve servire. Quindi... Lo Stretto polo attrattivo e baricentro del Mediterraneo, insomma, per una nuova e più avanzata dimensione internazionale. E allora si lavorerà su un piano di sviluppo per la creazione dell'area turistica dello Stretto con eventi musicali, culturali, turistici e sportivi. Poca neve, nuvole basse, nessuna possibilità di sciare sull'Etna. Ma i turisti appassionati affollano ugualmente il vulcano per trascorrere una giornata lontano dalla frenesia delle città. Eva Spampinato. Lo slittino c'è, la neve no. La neve manca effettivamente. E quindi che si fa? E quindi ci facciamo un giro più in alto che potessimo salire. La perturbazione degli scorsi giorni non è bastata per far arrivare la tanto attesa nevicata che potesse consentire l'apertura degli impianti sciistici a Etna Nord, così come a Etna Sud, lo vedete. Ma famiglie e turisti approfittano del fine settimana e della poca neve per trascorrere una giornata diversa. Siamo qui per farci un giro, giocare un po' con la neve, i bambini. Pensavate di trovarne di più?
In realtà sì, però non siamo delusi. Provate a fare un pupazzo di neve? Sì, stiamo provando. E come può vedere, diciamo, l'abbiamo raccolta quel poco che c'è. Anche la carota? Sì, è diciamo la tradizione del pupazzo di neve. Proviamo con la funivia a salire e vediamo se troviamo un po' di neve. Nello spiazzale si vedono i pullman carichi di turisti stranieri, ma anche di persone che arrivano da tutta la Sicilia. Questa, per gli operatori del settore sci, è stata praticamente una stagione fantasma. I commercianti confidano nella Pasqua. Ormai diciamo con la neve ora cominciano ad arrivare i turisti perché siamo vicini a Pasqua, quindi ormai siamo diciamo in piena stagione turistica, perché qua noi normalmente da marzo fino a ottobre lavoriamo sempre con i turisti. Ma una volta arrivati a quota 2500 metri lo spettacolo è sempre mozzafiato. Non solo slittini, anche bici. Assolutamente sì, da sempre, sia estate che inverno. Scaliamo un po' il monte fino a dove è possibile andare. Vediamo del fumarole qui in alto nel cratere del 2011, vediamo se riusciamo a vedere la magnificenza della Valle del Bove e poi andiamo giù dritti fino a Nicolosi a 800 metri. Beati loro, ma noi abbiamo dell'altro, andiamo al Massimo Bellini. Dieci minuti di applausi hanno suggellato il successo della prima mondiale dell'opera lirica che avete appena visto, il Berretto a Sonagli. Solo una pazza direbbe al mondo ciò che sto per dire, che Ciampa è il capo di questa cosa vostra. Canta così Beatrice Fiorica in uno dei momenti chiave dell'opera, liberamente tratta dal capolavoro di Pirandello, in cui emerge la denuncia civile contro mafia e disparità di genere. Una straordinaria intensità timbrica e armonica attraverso la partitura di Marco Tutino su libretto di Fabio Ceresa, e sul podio c'è Fabrizio Maria Carminati, regia di Davide Livermore. Alle 14.30 su Telecolor e alle 21.30 su Antenna Sicilia andrà in onda Il Punto, l'approfondimento politico condotto da Luca Ciliberti, oggi dagli studi del Parlamento europeo di Strasburgo. Parteciperanno al dibattito e alle indiscrezioni sulle candidature alle prossime elezioni europee tutti i parlamentari uscenti eletti in Sicilia. Il programma sarà trasmesso anche in streaming sulla Sicilia Web e su YouTube attraverso il canale Sicilia Play. 14.30 Telecolor. Adesso facciamo una breve pausa, poi il calcio, il Palermo, tra qualche secondo in campo a Brescia e poi le parole di Lucarelli prima della partita con il Monterosi. State con noi. Rieccoci insieme con il calcio. Il Catania nella settimana delle conferenze stampa cerca sul campo un'altra svolta. Dopo il successo su Rimini in Coppa, che ha aperto le porte dei play-off, domani al Massimino arriva il Monterosi. Lucarelli vuole i 3 punti. Marco Carli. Le parole e i fatti. Nella settimana delle conferenze stampa e dell'indispensabile passaggio del turno con il Rimini in Coppa, il Catania cerca un'altra vittoria sul campo. Domenica al Massimino arriva il Monterosi, lievemente in ripresa ma ancora in zona play-out, dove il Catania non può finire se vuole sfruttare il vantaggio acquisito in Coppa. Anzi, in classifica bisogna risalire in tutti i modi perché è il 15° posto dà il senso della stagione dei rossazzurri, che dopo la bella serata con Rimini adesso cercano la svolta anche in campionato. Tante volte abbiamo in Coppa Italia fatto dei risultati importanti, poi purtroppo non siamo quasi mai riusciti a ripeterci in campionato nella partita successiva. I KO di Di Carmine, infrazione all'alluce che sarà valutato ulteriormente nelle prossime settimane, Quaini, lesione muscolare e Rapisarda, out da alcune giornate, oltre qualche altro acciaccato e l'impegno infrasettimanale di Avellino, aprono le porte al turnover, che ci sarà anche se la partita col Monterosi è considerata importante per le insidie che porta con sé e per la volontà di allontanarsi al più presto dalla zona calda della classifica. È una partita difficile e
Detto questo, dovremo comunque senz'altro riuscire a portare a casa una vittoria che per noi sarebbe importante per sistemare anche la classifica in campionato, perché il fatto che abbiamo acquisito con la vittoria di mercoledì un posto privilegiato nei playoff non vuol dire che io in primis non abbia voglia di sistemare la classifica in campionato. Catania-Monterosi sarà seguita da Telecolor con diretta stadio, collegamenti dal Massimino e interventi da studio. Dopo la partita, come sempre, le interviste ai protagonisti. Oggi in campo le altre due siciliane. In Serie B alle 14 Palermo a Rigamonti contro il Brescia. Corini ci crede e dice siamo ancora in corso per il secondo posto. Marco Gullà. Per il secondo posto ci crediamo ancora. Eugenio Corini questa volta si sbottona e in vista del match di oggi alle 14 al Rigamonti contro il Brescia suona la carica. Il Palermo è ancora in corsa, seppur nelle ultime due partite abbia raccolto un solo punto. Ma è lì, a 5 punti dal Venezia che è secondo, e allora la sfida di Brescia diviene occasione di riscatto. Purtroppo il pareggio e la sconfitta di Terni ci hanno messo in una condizione di classifica diversa e dunque sicuramente l'hanno rallentato, ma come vi ho detto prima ne mancavano 13, poi 12, adesso ne mancano 11. Quello che è successo a noi, soprattutto non tanto il pareggio di Cremona, la sconfitta in casa con la Ternana può capitare a altre squadre e dunque noi dobbiamo pensare alla nostra partita come abbiamo sempre fatto e cercare di fare il massimo. E con 11 partite da giocare per me può succedere ancora di tutto. Può succedere di tutto, ma il Palermo deve migliorare. La difesa si è di nuovo sfilacciata. Nelle ultime due partite i rosaneri hanno subito 5 gol, 2 contro la Cremonese e ben 3 al Barbera dalla Ternana. Ma Corini non cambia. L'attacco è il punto forte. Al Rigamonti tornerà Di Francesco titolare assieme a Brunori e Di Mariano. Il Brescia è osso duro, non perde da 3 partite ed è ancora in corsa per un posto playoff. Al Rigamonti oltre 1000 tifosi rosanero, ultima chiamata per la promozione diretta. In Serie C, trasferta in Puglia oggi pomeriggio per il Messina che gioca a Brindisi. I giallorossi dopo la sconfitta di Giuliano e il pareggio contro il Picerno puntano al ritorno alla vittoria per blindare la salvezza e avvicinarsi ai playoff. Sergio Colosi. 4 ritorni dall'inizio per la trasferta di Brindisi, che può segnare la svolta al campionato del Messina. Manetta riprende il comando delle operazioni al centro della difesa. Salvo a destra, Frisenne in coppia con Franco a centrocampo e Ragusa titolare nel tridente offensivo. Sono queste le novità della formazione di Modica per l'impegno di oggi contro un Brindisi ultimo disperato in attesa di penalizzazione e senza vittoria in casa dal 21 settembre, 2-1 al Monterosi. Fischio d'inizio alle 18:30. Nel 4-2-3-1 Fumagalli in porta, difesa con Manetta e Dumbravanu centrali, Salve Ortisi e Lati. A centrocampo Franco e Frisenna. Più avanti Rosafi a destra e Mausso sottopunta e Ragusa a sinistra, con Zunno falso 9. Tra i 23 convocati non figurano Firenze squalificato e Pacciardi ancora infortunato. All'andata il Brindisi vinse al Francoscoglio con un gol di Ganz. Quella squadra però è stata stravolta dal mercato di gennaio, ma la classifica è ancora più grave e complicata. Per fare i play-out serve un'impresa. Il Messina invece ha più 8 dagli spareggi salvezza e a meno 3 dai play-off. Se vince, blinda il quarto campionato di fila in Serie C e riapre il cassetto dei sogni, aspettando i prossimi impegni con Crotone e Benevento. E noi ci fermiamo qui, torneremo alle 20. Grazie e buon pomeriggio.